Eccoci qua, intanto vediamo se dalla regia riescono a recuperare anche un paio di telefonate che sono arrivate. Noi cerchiamo sempre anche di dar voce anche a voi, facendo delle domande molto sintetiche e concise. Dovevo aggiungere qualche cosa, io poi avevo tagliato anche un po' le parole. No, volevo solo, anche per quanto riguarda noi artigiani, abbiamo fatto proprio una simulazione perché appunto siccome noi facciamo fatica a smettere anche per motivi proprio economici, perché la vediamo brutta poi vivere con un po' di pensione, no? E basta, no? Chi continua a lavorare dopo 5 anni ha il diritto di fare la revisione per adeguare la pensione per i 5 anni che ha versato in più dopo aver avuto il diritto di andare in pensione. Oggi quei calcoli vigenti che si fanno oggi prende rispetto a prima il 38% in meno. Queste sono purtroppo, che sicuramente in base prima che diceva la legge Fornello e avanti, prendiamo il 38% in meno. Questa è nata penalizzazione che ci riguarda anche noi artigiani. Assolutamente. Favorevole o meno a rivedere la riforma Fornero come hanno sostenuto? Ma è ovvio che sarei favorevole, naturalmente quei giusti distinguo che adesso non mi sembra il caso perché è difficilissimo prendere in mano la situazione, anche perché probabilmente non avrei le capacità per avere in mano la situazione generale. No? Certo che però il fatto di poter prolungare l'età delle pensioni però diventa anche un conflitto generazionale, diventa, no? Perché noi, va bene, continuiamo a lavorare perché magari le aspettative di vita sono più lunghe, perché magari oggi come oggi la salute ci permette forse di farlo, magari le tecnologie ci permettono di farlo, però in questa maniera però togliamo posto anche ai giovani. Però io penso che questa legge che ha prolungato gli anni di attività per andare in pensione dovrebbe essere rivista. Infatti attenzione perché poi in Europa abbiamo dei dati contrastanti, si sta abbassando l'età pensionabile, quindi noi la stiamo portando verso i 70 e oltre, in Germania la stanno abbassando e anche in altri paesi europei. No, beh, guardi, quindi siamo un po' controtendenza noi. No, qui noi abbiamo una situazione, l'operazione, ho cercato di spiegare prima, la motivazione è stata di cassa, questa va detta in modo chiaro perché non c'è il tema dell'equità, perché noi il tema della riforma, diciamo, del sistema pensionistico, che è un sistema che si deve adeguare all'andamento, per esempio, dell'età media, noi siamo in presenza di un aumento dell'età naturale determinata dalle condizioni. Certo. Il sindacato se l'è posto in tempi non sospetti, cioè noi abbiamo sempre teso a realizzare un sistema che sia sostenibile. Cosa vuol dire? Che ci deve essere un equilibrio tra i contributi che vengono versati e i trattamenti che vengono erogati. Faccio rispettosamente notare che tutti gli studi che sono stati fatti su questo tema, il fondo dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori che versano i contributi, stava perfettamente bene e in base a tutte le analisi fino al 2036 stava in perfetto equilibrio, quindi avevamo la cosiddetta gobba previdenziale che si andava a generarsi nel 2036. Poi si doveva aggiustare perché nel frattempo l'età media si doveva come dire, adeguare, si può ragionare. Lì l'operazione è stato fatto un blocco di 5 anni di innalzamento totale. Guardi che qui c'è un tema che mette in contraddizione veramente i giovani con gli anziani, perché se tu non dai la possibilità alle aziende di mandare in pensione la gente a una certa età, poi sulla certa età si potrebbe discutere, nel senso che è chiaro che non si può fare un discorso indistinto, ma per esempio si potrebbe stabilire un meccanismo che tenga anche conto della volontà o della situazione personale, perché se io sono un lavoratore che lavoro alla catena in montaggio e ho certamente una situazione molto diversa da un lavoratore che fa l'impiegato, certo, che sta... Quindi non è, cioè noi per esempio diciamo che bisognerebbe pensare a un sistema flessibile che tenga conto, si parlava di una volta della mitica quota 100, ma io voglio dire che cioè 40 anni, 60 più 40. Adesso il tema dell'Europa è un tema veramente strategico. Guardate che adesso prima va ricordato che per esempio
il sindacato europeo dei pensionati, con la quale noi collaboriamo, e tra l'altro la nostra segretaria nazionale prossimamente dovrebbe essere eletta presidente europea. Lì l'operazione è che noi siamo convinti che la discussione va posta in Europa, perché molte delle nostre leggi dipendono dalle scelte europee. Cioè, no, ma infatti quindi è chiaro che noi tutti, i sindacati dei pensionati, siamo fortemente interessati a spingere verso, che il movimento sindacale europeo spinga verso soluzioni che tengano conto anche delle condizioni dei singoli paesi, perché in Italia, guardate, noi abbiamo migliaia e migliaia di persone che perdono il lavoro e si sono visti allungare il periodo per andare in pensione, che diventa sempre più un problema sociale. Si potrebbe anche dire, e io lo voglio dire, che l'idea del governo che ha tassato maggiormente per esempio la previdenza complementare è veramente un assurdo, no? Cioè, perché tu dici alla gente: va bene, hai una riduzione del trattamento pubblico, costruisciti attraverso la contrattazione una seconda gamba, e poi te la vado una volta che milioni di lavoratori hanno fatto questa operazione, sai cosa ti dico? Che i benefici fiscali che ti avevo riconosciuto non te li riconosco più. Anche questo è un cambio delle carte in tavola mentre stai giocando. In corso d'opera. In corso d'opera. E questa cosa non va bene, perché tra l'altro il segnale che diamo ai giovani è quello che questa previdenza complementare non si deve fare, e i giovani oggi che entrano nel mercato del lavoro oggi saranno quelli che avranno le ripercussioni più grandi rispetto al nuovo sistema di calcolo delle pensioni. Quindi, come dire, il governo ne combina di cotte e di crude, cioè, e quindi ovviamente se si pensa di essere autosufficienti è chiaro che si combinano dei guai, perché poi le forze sociali rappresentano dei bisogni e degli interessi. Siamo in chiusura. Affronteremo anche in seguito tutte le altre questioni che state affrontando come sindacato dei pensionati, come tutela dell'associazione dei pensionati, perché parliamo di truffe, un altro fatto gravissimo, quindi le grandi attenzioni che devono essere riposte, e poi il welfare sociale, quindi tanto come anche lo SPCGL, l'FNP, CISL, WIL, anche voi puntate sull'aspetto sociosanitario, è importantissimo. Certo, purtroppo, perché proprio appunto, in due parole, non abbiamo tempo di dare dati. Sì, velocissimo. Guardi che noi vi faccio un dato: in Veneto ci sono 1 milione di ultra 65 anni, no? 130.000 vivono da soli, 30.000 vivono in case di riposo, 2-3.000 si avvalgono i centri diurni. Questa fascia qua di persone, che è la parte più debole, sicuramente per gli anni futuri avrà soprattutto bisogno di servizi sociali, e questo adesso c'è, però è pochissimo, perché abbiamo appena da 34 comuni, perché i servizi sociali sono compito dei comuni, no? Che andranno alle elezioni. Io spero, io mando un messaggio che i comuni amministrino bene i comuni per poter dedicare spazio di più per i servizi sociali, che sono importantissimi. E che non sia la prima voce ad essere tagliata. Anche perché spero che si metta giù le mani dai poveri, perché abbiamo visto degli esempi ultimamente qua che vengono da tutte le parti trasversali, perché l'onestà o la disonestà non ha colore politico, perché a questo punto capirò a dirlo. Io spero, auspico che giù le mani dei poveri nel senso che sono i disabili, che sono i non autosufficienti, sono i bambini, le persone più deboli, insomma io spero che giù le mani dei poveri, perché ne abbiamo viste di tutti i colori. Benissimo, io vi ringrazio del vostro intervento, la risposta la sapremo lunedì a questo punto, immagino, se non dopo il tranche, dopo le elezioni. Ne parleremo ancora, faremo anche un approfondimento ulteriore, sempre con le rappresentanze poi dei pensionati presenti, le parti governative, in modo da tenervi aggiornati anche a livello territoriale, quali sono le proposte, cosa emergono, le promesse che vengono fatte, e dopo vedremo quanto verrà mantenuto. Grazie e buon proseguimento. Grazie, buongiorno. Grazie.